Il sole splendeva forte a San Zenone degli Ezzelini, ma mancava di lucentezza per colmare il vuoto dell'anima della famiglia di Elisa Girolametto, la ragazza di 19 anni scomparsa lo scorso 4 maggio in un drammatico incidente stradale. La piazzetta della chiesa parrocchiale era gremita di persone. I volontari della Croce Rossa, insieme ai tanti amici e conoscenti, si sono uniti e stretti vicino ai parenti e a tutta la famiglia della ragazza. Il papà Diego, fiero che la giovane avesse seguito le orme come volontaria della Croce Rossa, ha voluto ricordare la sua piccola nei momenti più belli che hanno trascorso insieme. Ha voluto ricordarla in un abbraccio, in un incontro, in un bacio o nel giorno della sua nascita, dove ha visto il sorriso di Elisa per la prima volta. Mentre Giorgio, il fidanzato, ha voluto ricordare l'amore che lo legava ad Elisa, l'amore dei piccoli gesti e dei bigliettini che la giovane era solita lasciare in giro per casa, con messaggi che arrivavano dritti al cuore. Un ultimo saluto a lei, che era gioia, colore e felicità, ma anche un giorno per celebrare la vita di Elisa, che aveva ancora tanto da fare e dare al mondo.